benvenuti ad una nuova puntata di Agricoltura. Oggi parleremo dell'Organizzazione Comune di Mercato del settore olivicolo-oleario. Iniziamo a dire che l'Organizzazione Comune di Mercato è un insieme di misure che costituiscono un dispositivo che permette all'Unione Europea di gestire il mercato in un determinato prodotto agricolo, produzione e scambi. Lo scopo di tale gestione del mercato è da un lato quello di garantire agli agricoltori uno sbocco per la loro produzione e la stabilità dei redditi e dall'altro garantire ai consumatori la sicurezza dell'approvvigionamento in prodotti alimentari a prezzi ragionevoli. Approfondiamo il discorso con il dottore De Francesco, Buongiorno. economista agrario. Iniziamo con la prima domanda. Che cosa sono le organizzazioni dei produttori che collaborano con l'Organizzazione Comune di Mercato e come sono articolati i programmi di attività? Quali sono gli ambiti di intervento? Grazie. Le organizzazioni dei produttori, come definisce il nome stesso, sono produttori che si organizzano. È uno strumento voluto dall'Unione Europea dal 72 in poi per creare aggregazione dal lato dell'offerta, della produzione. Perché succede che gli agricoltori sono piccole imprese, spesso familiari, ci sono anche le imprese cosiddette capitalistiche, cioè che usano il capitale più che il proprio lavoro, però la regola italiana è che sono molto più le imprese agricole, le piccole imprese agricole. Questo cosa comporta? Che nel rapporto contrattuale con chi deve acquistare il prodotto si trovano Davide contro Golia. Pensiamo a una catena distributiva come Esselunga, la Coop, la Conad, che potere contrattuale può avere rispetto a un piccolo produttore, rispetto al prezzo. Se i produttori si aggregano e quindi fanno un'offerta aggregata, aumenta il loro potere contrattuale, perché non tratta più con un singolo produttore, ma con un gruppo di produttori che possono essere anche 100, 300, 500 a seconda dei settori, e mettendosi insieme cosa fanno? Mettono in comune una fase del processo che è quello della commercializzazione e promozione del prodotto, quindi possono fare anche investimenti su celle di conservazione, su centri di stoccaggio eccetera, che da soli non potrebbero fare. Quindi l'organizzazione dei produttori è un'aggregazione di piccoli produttori che insieme arrivano sul mercato. Queste organizzazioni di produttori per ogni settore, come l'ortofrutta, l'olio d'oliva, il latte, il miele, il vino, hanno una propria organizzazione comune di mercato, i settori più importanti dell'Unione Europea. Questa organizzazione comune di mercato si pone degli obiettivi che adesso con la nuova programmazione puntano molto sulla sostenibilità ambientale, economica, sociale e sono lo strumento per raggiungere gli obiettivi dell'Unione Europea, come con dei programmi di attività, quindi dei progetti pluriennali che hanno questo obiettivo che lei, dottoressa, ha indicato prima, quindi di aumentare la produttività, ridurre al contempo i costi di produzione e facendo tutto ciò nel rispetto riducendo l'impatto ambientale. Questi programmi di attività hanno più ambiti di intervento, cioè azioni omogenee che raggiungono uno degli obiettivi specifici di questo obiettivo generale che abbiamo definito. Un ambito di intervento è sull'ambiente, un ambito è sull'innovazione e modernizzazione del settore, un altro è solo sulla qualità. Poi abbiamo il sistema di sicurezza e rintracciabilità alimentare e la comunicazione al consumatore di quello che i produttori stanno realizzando. Ritornando all'organizzazione di produttori, perché l'Unione Europea concede tale finanziamento? Concede questo finanziamento perché appunto i piccoli produttori hanno una marginalità molto bassa, non hanno quelle risorse per realizzare gli investimenti, sono individuati dall'Unione Europea come lo strumento per organizzare il mercato e quindi questi programmi danno un aiuto per fare questi investimenti e queste spese, programmi che comunque sono cofinanziati, cioè il produttore, l'organizzazione dei produttori, ovviamente attraverso i suoi produttori, deve mettere una quota del finanziamento, quindi è cofinanziato, non è completamente finanziato dall'Unione Europea.
E quindi anche le organizzazioni dei produttori devono avere la dimensione adeguata per poter raccogliere piccole risorse da tutti i produttori e fare quindi anche lì la massa critica per cofinanziare questi programmi. Bene, dai programmi in questione, che beneficio possono avere dei consumatori? Infatti questa del beneficio ai consumatori di questi finanziamenti è molto importante, perché ovviamente lo spazio dell'Unione Europea è uno spazio composto da produttori e consumatori, distributori, consumatori. Siamo anche la produzione, in particolare quella agricola, ha un ruolo di salvaguardia anche del territorio. Cioè se noi facessimo andare in malora la nostra agricoltura, senza questi programmi di attività che aiutano, ma non è che sono la soluzione di tutto, perché poi c'è il mercato, la globalizzazione, le dinamiche concorrenziali, i dazi, però diciamo sono un aiuto importante perché altrimenti non farebbero investimenti. E questo è lo stesso discorso dei fondi strutturali europei. Però i produttori cosa fanno? Per esempio nel nostro caso gli olivi, in tutte le colline, chi era che lo diceva, forse Salvemini, che la Calabria ha uno sfasciume pendulo sul mare, cioè le frane, il dissesto territoriale, eccetera, è salvato dagli olivi. Quindi se gli olivicoltori abbandonassero la produzione di olio, noi avremmo il disastro ambientale di incendi, perché ovviamente non sarebbe mantenuto il territorio, ma frane, dissesti, eccetera. Quindi è un presidio del territorio che costerebbe molto di più se non ci fossero loro. E in più si chiede al produttore di migliorare la qualità, di migliorare la sicurezza alimentare, quindi fare tutti i controlli, la tracciabilità, permette di evitare frodi al consumatore, che olio, che ne so, cileno, tunisino, turco venga spacciato per olio calabrese, siciliano e pugliese e così via. Quindi c'è da un lato la salvaguardia del territorio, dall'altro, siccome comunque il consumatore deve mangiare, l'Unione Europea ha regole sulla sostenibilità ambientale e sulla sicurezza alimentare molto più alte del resto del mondo. E quindi questi costi sono tutto a vantaggio del consumatore, che ha da un lato la salvaguardia del territorio, manutenzione del territorio, e dall'altro c'ha un miglioramento della qualità e della sicurezza alimentare. Dottor De Francesco ha parlato di sicurezza alimentare, che è un argomento sempre attuale. Cosa è previsto? Ci sono vari sistemi di controllo. La principale sono i criteri di sanità, quindi tutta l'applicazione dell'HCCP, che con questi programmi sono molto oltre cioè i punti critici di controllo, le analisi che vengono fatte, ma molto importante è anche la tracciabilità di tutti i passaggi, che per esempio Olivicola Cosentina ha stanziato molto nel proprio programma di attività sulla tracciabilità per garantire questa sicurezza e l'origine, e questo intervento sulla tracciabilità sarà fatto con la delle cooperative aderenti anche nel Lazio e nella Sardegna. E quindi è un discorso di creare, di monitorare tutti i passaggi lungo la filiera di queste tre cooperative, calabrese, laziale e sarda. Sicuramente non è un'impresa facile la rintracciabilità, però sono sicura dei risultati. Vuole aggiungere qualcos'altro sull'argomento dell'organizzazione comune di mercato del settore olivicolo? Sì, questi programmi di attività sono uno strumento molto importante che i produttori dovrebbero accogliere con maggiore impegno, nel senso che comunque devono spendersi, cambiare alcuni aspetti del modo di produrre, alcuni aspetti del modo di gestire l'azienda. Dovrebbero, ovviamente questo non è colpa loro, nel senso che la tradizione del Sud è che la cooperazione non è stato un successo, no? Quindi si è molto diffidenti rispetto a un'organizzazione collettiva. Abbiamo il detto in Calabria che
Per fare una società, uno è poco, due sono troppi, quindi e anche culturalmente c'è un ostacolo. Dall'altro lato, obiettivamente le esperienze non sono state tutte positive, ci sono importanti esperienze positive, però non sono state tutte positive, la maggior parte non sono state positive. Però organizzazioni che sono nel settore da 10 anni e più, penso che ormai la credibilità e la fiducia da parte dei produttori dovrebbero averla acquisita, quindi si tratta soltanto di capire che stare sul mercato oggi a livello individuale si è perdenti, perché le dimensioni non sono per la singola azienda, ma bisogna cooperare e parti del processo di produzione devono essere messe in comune per fare sia economia di scala, che efficienza, che innovazione, che modernizzazione. Quindi l'economia di scala permette per esempio di realizzare un centro di stoccaggio con una partecipazione minima del produttore che altrimenti dovrebbe spendere molto di più. Ha lanciato un messaggio molto importante, la cooperazione che vale, diciamo, in molti settori, soprattutto dopo questa emergenza Covid. Noi la ringraziamo, dottor De Francesco, salutiamo i nostri telespettatori, ci vediamo nella prossima puntata di Agricoltura. Cari amici, benvenuti ad una nuova puntata di Coltiviamo Futuro, la rubrica a cura di Federterziaria Agricoltura sul mondo delle opportunità del mondo agricolo e dell'agroalimentare. Ebbene, quest'oggi, proprio per parlare di opportunità per i nostri imprenditori del mondo agricolo e non solo, abbiamo con noi ospite l'avvocato Alessandro Zanfino, che è presidente di Fincalabra. Benvenuto avvocato Zanfino, grazie di essere con noi e soprattutto in questo momento un ente come Fincalabra, che è un ente regionale che si occupa proprio di dare sostegno alle aziende, ma soprattutto di mettere nelle condizioni quello che è il comparto imprenditoriale calabrese di poter avere e da una parte garanzie per l'accesso al credito, ma anche e soprattutto il ruolo che si è avuto nel periodo del Covid è stato anche quello di fornire un sostegno pratico, un sostegno economico che, almeno da quello che mi dicono i nostri amici imprenditori, per una volta un ente regionale che è riuscito in poco tempo a fornire quelli che erano i cosiddetti ristori, almeno per quelle che erano le misure regionali. Ma a questo punto Fincalabra, per lei è una nuova avventura, di cosa si sta occupando in questo momento, di cosa si occupa Fincalabra? Sì, intanto grazie per l'invito. Devo dire che la sua premessa diciamo, è giusta e corretta. Fincalabra in questo periodo di emergenza sanitaria, che poi è diventata anche un'emergenza sociale e soprattutto economica, devo dire che ha superato la prova del 9. Perché? Perché grazie a un'intuizione del Dipartimento dello Sviluppo Economico è stata affidata, diciamo, tutta la partita Covid, quindi la gestione dei ristori sul Covid. Questo avvenne a marzo del 2020, dello scorso anno, è stata affidata a Fincalabra. Fincalabra cos'è? Questo è un domandone, insomma, che cerco di rispondere in modo semplice. È una società per azioni partecipata da un socio unico che è la Regione Calabria, quindi un organismo in-house providing, significa letteralmente gestione in proprio, cioè la Regione Calabria affida a Fincalabra, quindi un modello organizzativo, senza andare sul mercato, affida a un proprio ente la gestione, quindi l'attuazione di alcune parti importanti della programmazione nazionale e comunitaria. Quindi un braccio operativo, possiamo dire. Un braccio dire, operativo della Regione Calabria. Che fino sì. a qualche tempo fa, mi permette di dire, è stato forse un po' nascosto questo braccio operativo, sì, finalmente. Allora, devo dire che la partita Covid, proprio come dicevo, a seguito di questa intuizione di affidare tutta la partita a Fincalabra, ha funzionato bene, perché intanto Fincalabra si è dotata subito di una piattaforma di gestione delle domande di aiuto, una piattaforma tecnologica abbastanza avanzata che è riuscita, diciamo, a mantenere anche con il click day circa 23.000 accessi. Sì. E anche snella nelle procedure. Anche snella nelle procedure, perché si è arrivata, ad esempio l'ultimo è una cosa che ho fatto sotto la mia gestione, è il Fondo Calabria Competitiva. Dopo 2 mesi si è arrivati non a una graduatoria, ma dopo 2 mesi sono erogati i contributi, quindi ecco, in questo
momento storico dove c'è una perdita di liquidità delle aziende, perché questo è il vero problema, se la liquidità arriva troppo tardi, arriva quando le imprese sono già collassate, quindi avere un partner, una finanziaria regionale che possa essere in grado velocemente e in modo affidabile, perché questo è il vero problema, perché essere veloci lo si può fare in qualsiasi modo, però essere affidabile e quindi avere una gestione corretta di fondi ed efficace per dare davvero dei ristori è di fondamentale importanza. Bene, visto questo periodo che ci sta vedendo in un periodo appunto di sofferenza e di emergenza per le nostre aziende, adesso in questo momento quali sono le iniziative che Fincalabra metterà in campo o che vuole mettere in campo a sostegno, diciamo, del comparto economico della nostra regione? Allora, ancora dobbiamo continuare per forza con l'immissione di liquidità nel tessuto imprenditoriale, perché l'emergenza Covid ci impone questo. È impossibile oggi parlare di investimenti, di start-up, cioè lo si può fare anche, però diciamo è molto più responsabile, più prudente in questa fase cercare di dare un sollievo, una boccata d'ossigeno agli imprenditori. E quindi lo stiamo continuando a fare, lo faremo con dei bandi nuovi sul microcredito, su bandi di ingegneria finanziaria che stiamo predisponendo, insomma da qui a poche settimane saranno riproposti, anche con interventi particolari. Interverremo sulle aree interne, che è una partita, diciamo, agricola molto importante, ad esempio su un'area del Reventino con un bando per giovani e donne, per idee innovative. Abbiamo in cantiere una serie di nuovi bandi che diciamo, faranno matching con la nuova programmazione comunitaria. Fincalabra deve ambire a poter essere un soggetto importante nella nuova programmazione comunitaria, perché la prova del 9 di cui parlavamo poc'anzi serve proprio a questo, a creare anche una reputazione buona di Fincalabra. Io sto lavorando su questo, perché come lei diceva non ha mai dato, insomma, garanzie di affidabilità. Io dico questo, che Fincalabra non è una società aerodinamica, e mi spiego, nel senso che è una società che ha un ottimo motore, il motore è dato dalle risorse umane, dalle competenze che sono maturate negli anni. Non è aerodinamica perché ha una carrozzeria che non è moderna e quindi, diciamo, fa attrito con il vento come le macchine, insomma, non moderne. Quindi io sto lavorando su questo, intanto su un'immagine anche nuova di Fincalabra, moderna, dinamica e propositiva. Ma questa immagine lo si fa soltanto attivando tecnologie infrastrutturali, di questo si tratta, perché è fondamentale. Ormai l'amministrazione di una volta, diciamo, è passata, che insomma camminava con i decreti, con la carta. Oggi bisogna essere forti da un punto di vista tecnologico per dare delle risposte immediate, e su questo sto lavorando proprio sull'idea di spegnere tutta una serie di cose che negli anni sono state accese. Immagino Calabria Innova, Calabria Impresa, Calabria in Cina, sono tutti progetti che sono riconducibili a Fincalabra. Però se io le chiedessi Calabria Innova cos'è? Diceva, cos'è, una società? No, è un'attività di Fincalabra che viene fatta sull'innovazione. Però questo va ricondotto ad unità, va portato tutto sotto l'idea di Fincalabra, e quindi creare una società che non sia soltanto, diciamo, calabrese, ma abbia anche dei confini nazionali. Noi partecipiamo all'ANFIL, che è l'Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali, dove ci confrontiamo con Filombarda, con Veneto Sviluppo, insomma anche quella è una partita che purtroppo per troppo tempo è stata lasciata così ai margini. Invece giocare un ruolo anche nel panorama nazionale è fondamentale per una società come questa. È ovvio che bisogna fare degli investimenti su Fincalabra. Fincalabra deve dotarsi anche di capitale umano con degli skill molto alti, perché se vogliamo guardare al futuro, e in Calabria c'è gente che ha skill molto alti, cioè
competenze, capacità e competenze da mettere a competenze. disposizione dell'amministrazione. Purtroppo se invece si pensa a queste società come dei parcheggi o cimiteri di elefanti, è ovvio che il giudizio sarà poi negativo. Invece se si punta sul nuovo e sulle capacità, io credo che si possa fare davvero tanto e davvero si può essere vicino agli imprenditori che molto spesso sono più avanti della burocrazia e delle amministrazioni regionali. Questo è vero. Fra le altre cose, se può essere vero il discorso dell'aerodinamica, io mi auguro che sia un buon diesel, perché da questo punto di vista, visto l'avvio, una volta che i motori sono scaldati, potrà proseguire attraverso un cammino a sostegno della nostra impresa regionale. Io quello che auspico anche come associazione di categoria, che in passato abbiamo avuto a che fare soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura, io ricordo che la vecchia programmazione prevedeva che Fincalabra sostenesse i nostri imprenditori agricoli per quanto riguarda non tanto la cosiddetta quota parte del PSR, ma senza avere delle agevolazioni per poter sopperire ad esempio a ciò che erano i primi insediamenti, a ciò che erano le misure 4.1. Quindi il mio auspicio come associazione di categoria è che Fincalabra torni, o meglio finalmente sia, più che torni perché è un percorso che poi si era stoppato, possa veramente affiancare quelli che sono i nostri imprenditori. Io non posso che ringraziarla per la sua disponibilità ad essere stato con noi oggi, e a questo punto io passo la linea a Maria per lo scadenzario di ICR Calabria. Grazie. Grazie Giovanni. Allora, cari amici, io vi ricordo alcune scadenze importanti. Da pochi giorni è possibile presentare domanda per il reddito di emergenza. Possono presentare domanda coloro che hanno un ISEE valido con valore inferiore a 15.000 euro. Per la verifica dei requisiti, la presentazione della domanda, nonché per la verifica delle ISEE e delle eventuali cause di esclusione, stiamo come sempre ad offrirvi il nostro completo supporto presso i nostri uffici. Inoltre, con la pubblicazione del nuovo decreto sostegno, ricordiamo alle aziende che è possibile presentare le domande di contributo a fondo perduto erogato dall'Agenzia delle Entrate. Siamo a completa disposizione per chiarimenti e per la predisposizione della documentazione a corredo della domanda. Infine vi ricordo che entro il 15 maggio 2021 è possibile presentare domanda unica presso i nostri uffici CAA. Sono tenuti a presentare domanda tutti coloro che sono titolari di fascicolo aziendale e titoli PAC. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci sul nostro sito www.icrcalabria.it, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Arrivederci alla prossima puntata.